12 persone denunciate, di cui 2 trevigiani di Conegliano e Spresiano, finiti agli arresti domiciliari. È il bilancio di un'indagine della Postrada di Treviso e del Veneto. Le accuse sono di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di auto di illecita provenienza, truffa aggravata e autoriciclaggio. Il meccanismo era collaudato. Le auto venivano rubate in Sicilia o Campania, trasferite con targhe prova per eludere i controlli a Treviso, quindi ripulite. Una volta giunto a Treviso il veicolo veniva sottoposto ad una prima pulitura e quindi con una alterazione del telaio, abile contraffazione, modificando le ultime cifre della sequenza alfanumerica, fornito di documenti italiani precedentemente rubati in bianco e poi sottoposto ad una nuova operazione di pulizia con la reimmatricolazione del veicolo in Repubblica Ceca. A quel punto, con targhe e documenti regolari, l'auto era pronta per essere messa in vendita su internet. In questo meccanismo un ruolo importante era svolto, secondo gli investigatori, da 2 società di compravendita e da un'agenzia di pratiche automobilistiche. L'indagine è partita 18 mesi fa dalla denuncia di una donna di Ferrara che, insospettita dai tempi di attesa per i documenti, ha verificato tramite un'app che si può facilmente scaricare sul telefono il numero di telaio, scoprendo anomalie. Un'operazione che si è svolta con tecniche tradizionali e anche con metodologie innovative. Decine di telefoni e 75.000 conversazioni controllate, sequestrate 7 auto, comprese 3 Ferrari di altissimo valore. Si andava dalle utilitarie alle auto di lusso e molte sono le compravendite sotto la lente della Postrada di Treviso e del Veneto. I consigli: evitare prezzi troppo bassi, non avere fretta, non pagare con mezzi non tracciabili. Il controllo del telaio di qualsiasi mezzo noi acquistiamo diventa un controllo facile che può essere fatto senza essere professionisti, verificando la corrispondenza dei codici magari con i finestrini. Se tutti i finestrini sono stati cambiati, se mancano delle corrispondenze, ecco, quello diventa un campanello d'allarme da non trascurare.